Veneto, terra di vini, cultura e innovazione. La regione è un'eccellenza enologica riconosciuta nel mondo, dove la qualità dei vini nasce da una tradizione secolare e da un territorio straordinario. A Verona la 58esima edizione del Vinitaly si è confermata non solo come una prestigiosa vetrina per il business del settore vitivinicolo, ma soprattutto come un luogo di incontro e confronto tra produttori, esperti e istituzioni, un punto di riferimento per immaginare il futuro del vino e valorizzare l'eccellenza del territorio veneto. Il comparto vitivinicolo veneto si presenta solido e in crescita, con numeri produttivi in aumento e una qualità che si mantiene elevata nonostante un'annata piuttosto complessa dal punto di vista climatico. Il valore della produzione ha raggiunto 1 miliardo e 789 milioni di euro, pari al 23,1% dell'agricoltura regionale, e sono quasi 26.000 le aziende vitivinicole in Veneto, una forza produttiva radicata nel territorio. Nel rinnovato padiglione della regione si è svolto il tradizionale taglio del nastro, simbolo di un comparto dinamico e in continua evoluzione. Sguardi dappertutto per arrivare! E si apre! È il primo Vinitaly da presidente del Veneto per Alberto Stefani, che ha sottolineato come sia quanto mai necessario continuare a investire in innovazione, difesa fitosanitaria e promozione internazionale per garantire competitività nel lungo periodo. Una vetrina internazionale che ancora una volta ha svelato l'importanza strategica di questo settore per il Veneto. Ricordiamo che l'export vitivinicolo in Veneto cuba più del 38% dell'export nazionale. Credo basti questo dato per indicare quanto sia fondamentale. Oltre ovviamente all'esposizione dei padiglioni, dei produttori, abbiamo visto e conosciuto tantissime realtà che fanno sensibilizzazione in materia di sostenibilità, a maggior ragione per un settore primario che invece di guardare indietro, come molti credono, è un settore che guarda avanti, guarda l'innovazione, guarda l'internazionalizzazione. Delle aziende storiche che qui hanno appunto anche ricevuto dei premi proprio per la storicità dei loro prodotti e che soprattutto continuano a raccontare un messaggio importante, quello del sacrificio e della determinazione di chi vuole innovare, di chi non resta indietro e di chi guarda avanti. Veneto, the land of Venice, the land of wine, terra di vino. Lo stand della regione esalta e valorizza il legame tra territorio, paesaggio e viticoltura. La cosa più bella, tanti giovani negli stand che erano dall'altra parte del bancone e che erano titolari di azienda. Lo dico e lo continuerò a dire, c'è veramente tanta voglia da parte dei ragazzi di creare azienda, di fare vitivinicoltura, di fare enologia, di fare vini e quindi da questo punto di vista senza alcun dubbio. Il padiglione ha ospitato eventi, degustazioni, incontri istituzionali e appuntamenti non soltanto per promuovere i grandi vini, ma soprattutto per mostrare le opportunità offerte dai territori. Un Veneto che scommette molto sull'enoturismo, leva strategica per il settore, che nel 2025 ha generato oltre 3 miliardi di euro di valore per le cantine italiane. Il Veneto, con 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, si attesta alla prima regione in Italia. Però ricordo sempre appunto che questi dati sono molto concentrati su un territorio molto ristretto. Questo cosa significa? Significa che il Veneto ha migliaia di potenzialità, ancora centinaia di comuni che possono svilupparsi e che possono naturalmente proporre le proprie eccellenze, le proprie peculiarità e quindi far vivere un Veneto da conoscere in tutta la sua capacità, non solo di bellezze, non solo culturali ma anche enogastronomiche. Quello che oggi il turista cerca, a parte il relax, quindi del sole, della spiaggia, del mare, delle montagne o le città d'arte con la cultura, cerca delle esperienze. Il turismo esperienziale è una delle potenzialità del nostro Veneto e sulla quale Regione Veneto, in particolar modo questa giunta regionale, ha deciso di intervenire. Ville Venete in prima linea con il loro patrimonio storico e culturale, ma anche vero e proprio motore economico legato al vino. Il 36% delle ville agricole infatti produce vino, filiera che conta più di 1400 ettari coltivati e genera oltre 170 milioni di euro. Abbiamo, proprio per poter valorizzare l'enoturismo, abbiamo voluto creare una mappa molto interessante che si chiama Grand Tour Wine and Delicacies, e in questa mappa vengono riprese tutta una serie di ville venete
con in modo specifico identificato il tipo di attività che realizzano, e in questo caso si tratta di vino che fornisce non solo una visione molto accurata, molto profonda di quello che è il mondo del vino per le ville venete, ma anche tutte quelle che sono le esperienze e le degustazioni che l'enoturista può realizzare. Il connubio tra cibo e vino, si sa, valorizza l'esperienza gastronomica nel suo insieme. Il legame tra le eccellenze vitivinicole e quelle lattiero-casearie si è espresso simbolicamente nel taglio della forma del presidente, un asiago d'alpeggio prodotto a Enego tagliato a 4 mani. Tradizione, cultura, identità del territorio veneto, rappresentate anche dalle eccellenze ittiche, presentate e degustate con il progetto Venez, la rete dei produttori ittici veneti, un modello virtuoso di collaborazione tra produttori, strategico per rafforzare la competitività e la visibilità del comparto. Cibo e vino, ma anche territorio e sport, con il Giro d'Italia che il 28 maggio transiterà nel cuore delle colline UNESCO nella tappa con arrivo a Pieve di Soligo e il 29 maggio da Feltre ad Alleghe tra le Dolomiti bellunesi. Il Veneto ha saputo trasformare la propria tradizione vitivinicola in un brand riconosciuto a livello globale. Ogni bottiglia diventa ambasciatrice di un territorio. I vini di OCG, DOC e IGT sono 53, 14 di OCG, 29 DOC e 10 IGT. Un percorso costruito nel tempo in cui i saperi antichi si intrecciano con visione imprenditoriale e innovazione, dando vita ad un'identità forte e distintiva. Come nelle colline a nord di Treviso, riconosciute dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Una bottiglia su 3 nel mondo proviene dalla nostra regione e sono bollicine. Il Prosecco rappresenta una forza globale tutelato dai 3 consorzi di riferimento: Prosecco DOC, Conegliano Valdobbiadene e Lasolo Montello. E proprio il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG ha svelato al Vinitaly la terza etichetta in edizione limitata realizzata per l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e si appresta così ad essere la bollicina ufficiale del Festival in Laguna. Così il vino veneto non è solo prodotto, ma racconto vivo di eccellenza, capace di parlare al mondo con autenticità e carattere. Un patrimonio vitivinicolo di grande valore che è parte dell'identità dei territori, di cui riflette storia, tradizioni e cultura. Allo stesso tempo una destinazione turistica unica, capace di incantare.